la sua Jesolo, quanti anni è che viene qui in vacanza? Mi son Jesuan, mi son Jesuan, questo è il più importante. Io sto qui 40 anni con 32 anni, un appartamento proprio, e sono tutti i miei amici, sono qui, il papero, il chiosco, qui il negozio. È come mi viene. Io sempre dico, quando io vengo qui, dico, è mio paradiso. Per me è un paradiso perché io tifo Italia, per esempio, anche il calcio, anche il mare. Per me il più importante nella vita è sole e mare. Forse io sono italiano un po'. Questa Austria rispetto all'Austria di Hans Krankl, quanto differente è? Nel senso, anche voi giocavate all'estero in tanti o in pochi? Sempre uguale questa domanda, sempre uguale. No, io ho detto sempre un tempo di una generazione è un tempo. Noi siamo la generazione di 70, 80, un po' 90, però 70, 80. Noi teniamo in Austria una generazione d'oro, con tutti i giocatori nella squadra nazionale sono di classe. Quasi tutti sono di classe internazionale, una squadra molto buona, amico e tecnicamente, fisicamente, tattica. Questo è il nostro tempo. Adesso è un altro tempo, adesso teniamo una grande squadra con grande qualità, però sono 25 giocatori che stanno fuori dall'Austria, giocano in Germania, giocano in Inghilterra e altre parti. Quando giochiamo noi teniamo 2 o 3 legionieri. E questo Barcellona invece di adesso rispetto al Barcellona di qualche anno fa? Il Barcellona di Hans Krankl, la scarpa d'oro? Uguali. Noi teniamo una grande squadra. Quando io sto in Barcellona stiamo campione d'Europa, vinceremo campione d'Europa e dopo di me viene Maradona, dopo viene altro, dopo viene e alla fine viene il grande Messi, per me è il migliore del mondo. Io ho visto tanto, io ho visto Pelé, io ho visto George Best, io ho visto Johan Cruyff, io ho visto tanti, grandi, però Messi meraviglioso.